Signor Antonio, allora lei ha 100 anni ma ha lavorato fino a quanti anni? 95, 96, E questo è il segreto allora per arrivare a 100 anni? manda che il Padre Eterno. Fino a che età ha guidato la macchina? A 99. Antonio ha guidato fino all'anno scorso, ma se fosse stato per lui avrebbe ancora la macchina. Sono persone che nella vita hanno visto e provato la storia di un secolo passato, quelle che si sono ritrovate a Padova per il raduno da record dei centenari. Come Vittorio Metto, 100 anni di Villa del Conte, ultimo alpino rimasto in vita di quelli internati nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale. Tanti bei ricordi, bei, no bei, mia massa bei. È bello ricordarli. È bello ricordarli, Sì, lui li ricorda sempre i ragazzi delle scuole perché abbiamo girato un po' tutte le scuole. Ieri 9 amici e compagni e siamo sempre stati di partenza e tornati tutti 9. O Enrico Vanzini, l'ultimo italiano appartenente al Sonderkommando, che era stato condannato a morte nei lager e poi graziato e costretto a lavorare nei forni crematori. Siamo stati dentro, diciamo, in questo lager che era chi entrava non usciva più. Io sono uscito perché ho sempre pregato Dio che mi dava questa felicità di vedere ancora i miei genitori. Centenari speciali che con i loro sorrisi sprizzano gioia, come Yolanda Pacagnella e Walter Visentin, 203 anni insieme e la forza di piantumare un ulivo. Centenari brillanti come Caterino Dondi Pinton, classe 1921, cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica, concessa su iniziativa personale del presidente Sergio Mattarella. Caterino è stato l'inventore del noto liquore Cynar. È un'invenzione di un gruppo di persone alle quali io, diciamo, avrei avuto la parte produttiva più importante. E questa è la verità. Qual è il ricordo più bello che ha di questi 102 anni? Cosa vuoi? La fine della guerra. E infine centenari bellissimi come Romola, che a 103 anni ancora si cuce i vestiti. Se tutta è robetta che mi fa subire. Si fa lei i vestiti, signora Romola? Cosa? Si fa lei i vestiti? Sì. Insegno, bisogna adattarsi cara di vita. Se no, se te vai, te resti